Eder, McAllister. Non è un suicidio ormai, è acclarato dalla professoressa Cattaneo, è un omicidio e anzi io lo definirei un brutale femminicidio, perché purtroppo mia sorella è stata picchiata selvaggiamente e poi soffocata. Mia sorella è una persona bravissima, ha lavorato tutta la vita, ha maturato la pensione, manteneva purtroppo il mio ex cognato, come ha mantenuto anche all'inizio il figlio, aveva questa voglia di cambiare, proprio di lasciare il marito, perché si vede che non stava più bene, e invece gli è stata negata questa opportunità, perché mi sono reso conto che lui non voleva perdere il controllo che aveva su lei, anche il controllo economico, perché purtroppo era lei che manteneva tutta la famiglia. Volevo ancora aggiungere che vengono fatte eventuali indagini anche sul denaro che lui aveva in casa, che si parlava di 20.000 euro. E dove sono finiti? Sono spariti adesso, non si sa niente. Voglio essere anch'io appunto essere risentito dalla procura, sia io, i miei familiari, mia moglie, mia figlia, i miei parenti, ma uguale deve essere anche per lui, che non sono mai stati sentiti i suoi familiari, appunto per riuscire a capire cosa e chi è stato l'artefice di tutto questo. Sergio ha tutti i diritti di dire quello che pensa e sono d'accordo con lui, perché appunto le persone intorno a Sebastiano non sono mai state interrogate, non sono mai state controllate, invece noi ci hanno controllato sempre tutto. Lui ha sempre cercato di coprire probabilmente qualcuno, perché in tutte le trasmissioni televisive si è fatto da solo l'autogol, dicendo le bugie, dicendo le contraddizioni, dicendo che non conosceva la Jasmina, che non conosceva la Laura, che siamo tutti bugiardi, che ce l'abbiamo tutti con lui. Ma lui dal primo giorno è andato nelle televisioni e non capisco qual era il motivo. Noi volevamo cercare Liliana e invece lui faceva di tutto per non farlo. Lui remava contro, come dice Gabriella. Lui addirittura ha fatto vedere la bara in cimitero. Lui ha chiesto la bara di cartone per la cremazione. Lui mi ha detto che io e mia figlia siamo delle ladre. Perché? E vorrei proprio vedere se ci sono ancora quegli ori di Liliana, che lei comunque non usciva senza gli anelli, senza la collanina della mamma. Ma che motivo ha avuto lui di dire tutte queste cose per 3 anni di seguito? Un giorno dice nero, un giorno dice bianco. Come si fa a non avere sospetti? Come fa a dire che lui non ha contatti con il figlio quando lo si vede a Gorizia in pizzeria, anche di recente? Come fa il figlio a dire che lui non ha mai avuto soldi da loro quando a me lo dice? 3 giorni dalla scomparsa ho dato 27.000 euro a mio figlio, se sapevo che andava fallito non gli davo niente. Cioè, io mi domando, e poi adesso vuole mettersi con Sergio per scoprire la verità. E in questi 3 anni e mezzo dov'era? Dov'era quando noi eravamo sotto la pioggia per chiedere la non archiviazione per suicidio? Lui se ne stava dentro il bar col suo avvocato. Lui all'ultimo momento ha fatto la richiesta, perché qualche giorno prima il suo avvocato ha fatto un'intervista sul giornale locale dicendo che loro sono soddisfatti di come sono andate le indagini per suicidio. Adesso cosa vuole? Una nuova perizia? Ma stiamo scherzando? Sono venute cose fuori che erano fuori già 3 anni fa, perché il suo stesso legale ha detto che Liliana è stata picchiata per mano di terzi. Quindi lui aveva le prove di questo, ma non ne ha mai parlato, non ha mai detto. Lui ha sempre detto l'herpes, è caduta dalla bicicletta, è caduta dalla moto, aveva l'osteoporosi. Ma stiamo scherzando? Con tutto quello che ha detto in televisione,
come si fa a dire che tra l'altro c'è Mezza Italia che lo pensa, che non è in qualche modo coinvolto? Perché quella coperta doveva andare per forza nella bara di Liliana? Io me lo sto chiedendo da 3 anni e spero che qualcuno l'abbia analizzata. Il dottor Frezza, quando è uscita la perizia della dottoressa Cattaneo, lui che non ha mai parlato del caso di Liliana, perché ha sempre detto che era facente funzioni e non era compito suo, ma lui ha detto in poche parole, perché non mi ricordo le parole esatte, che bisogna ricominciare tutto da capo, che è stato fatto tutto nel peggiore dei modi. Nel peggiore dei modi. E tutti l'hanno sotto gli occhi come è stata fatta questa indagine, come è stato prelevato il suo corpo, è stato trasportato in mezzo agli alberi. Perché non hanno controllato la scena, la vera scena di dove era? Queste domande noi ce le facciamo da 3 anni e non abbiamo risposte. Sergio e Silvia sono scatenati. Delle dichiarazioni secondo me corrette per quel che riguarda insomma quello che è accaduto. Poi invece per le dichiarazioni di Sergio Resinovic sono delle dichiarazioni che fa Sergio, che è una persona adulta, però allo stesso tempo io posso capirlo, lo comprendo, perché comunque è il fratello di una vittima, qui si è verificato, c'è stato un assassino, c'è un assassino in circolazione, bisogna avere delle risposte, si assume le responsabilità Sergio, sicuramente noi da tecnici non possiamo appoggiare tecnicamente le dichiarazioni di Sergio perché ad oggi non è indagato Visentini, quindi quando arriverà questa comunicazione, se arriverà, no, allora che ci fosse una situazione di una coppia in crisi e che Liliana avesse insomma intenzione di cambiare vita adesso da sola o con qualcun altro, questo non lo sapremo mai, è poco ma sicuro. Che il rapporto era insomma in una fase di deterioramento è poco ma sicuro, perché ce lo dice l'albergatrice, ma poi ce lo dicono anche elementi oggettivi, le ricerche sul computer, i dati, quello che abbiamo trovato sulle ricerche che ha fatto Liliana. Adesso poi che Sebastiano attualmente sia soggetto che debba essere sottoposto ad indagini non lo dobbiamo dire noi, lo dovranno dire chi le sta facendo. Sergio ci dice invece al contrario, quando dice sentite anche me, sentite gli amici di Liliana, sentite il figlio di Sebastiano, quindi sta dicendo quello che poi la procura sta portando avanti con il comunicato stampa, bisogna rivedere, rivalutare e ripartire, però ad un punto si deve arrivare, già 3 anni li abbiamo persi, 3 anni abbondanti. Dicono tutti che Sebastiano è stato controllato. Ma a partire dall'auto, lui ha detto di averla parcheggiata a Barcola, non davanti al magazzino. Poi c'è un'altra cosa, lui fa 800 metri in bicicletta in 13 secondi. Lui ha 400 video nella GoPro, loro si accontentano della chiavetta, del cellulare e non controllano tutto il resto. Come fa ad avere 400 video nella GoPro quando dice di averla appena comprata e di andare a provarla quando ne aveva già una col numero 7. Cioè ci sono troppe cose che non sono state fatte. Lui, ricordatevi che ha 5 cellulari e da ieri ho saputo ne ha uno in più, nuovo. Quindi chiedetevi se è veramente il cellulare di Sebastiano quello che non prendeva in magazzino o se stava da qualche altra parte con qualche altro cellulare. Quando lui il giorno dopo il ritrovamento esce di casa e il suo cellulare è dentro casa. Io non credo che se ne sia andato via tutto il giorno senza il cellulare in tasca. Non è uscito senza telefonino da quel magazzino. Lui consegna dopo mesi un cellulare riformattato e regalato. E come ha fatto tutti gli altri mesi senza cellulare? Mi sembra che invece lui ce l'ha. Ha 5 profili su Facebook. Ma vi sembra normale? Uno che deve cercare chi è stato ad uccidere la moglie non parla di chi ha fatto del male a mia moglie. Io dal primo giorno ho detto Sebastiano è l'ultimo che l'ha vista viva e Claudio è quello a cui aveva appuntamento. Controllateli bene,
Per uno è stato fatto e per l'altro no. Non ci sono state delle preferenze, ci sono stati degli errori macroscopici in queste indagini, lo diciamo, però adesso li dobbiamo superare, dobbiamo andare oltre. Voglio sottolineare una cosa che non ce la dobbiamo dimenticare: ora il cerchio si stringe, ma si stringe dal punto di vista dei movimenti di Liliana, dal punto di vista dei tempi, quindi abbiamo un arco temporale così sottile che insomma non credo che sarà così difficile fare degli accertamenti importanti. Voglio ricordare solo a me stesso, non mi risulta che ad oggi ancora siano stati fatti gli accertamenti sul telefono di Sebastiano e sul telefono di Sterpin, e così la stessa cosa per quel che riguarda il GoPro. Quindi siamo ancora in divenire. A Claudio sono andati a casa dell'ex moglie, separati da 20 anni, a controllare la luce, il consumo di luce. Sono andati a casa della figlia. Allora perché non riservare lo stesso trattamento anche ai parenti di Sebastiano? Questo sto dicendo. Non sto dicendo che uno è peggio dell'altro, uno è meglio dell'altro. Indagate tutti e due. Indagate anche noi. Non abbiamo pensieri. Non bisogna indagare le Chiamateci, così, sono 3 anni. Che facciano quello che vogliono. Non abbiamo nessuna remora. Abbiamo fiducia nel nuovo procuratore e speriamo che le cose si mettano sulla strada giusta. Io non so chi è il colpevole, io non dico uno, l'altro, il terzo Caio Sempronio, però chi ha picchiato Liliana deve uscire, perché Liliana è stata picchiata e da sola in quel boschetto non c'è andata. Questo è poco ma sicuro. Sicuramente ancora è un'indagine magmatica, nonostante sia passato tanto tempo e nonostante, non bisogna mai dimenticarlo, siano passati quasi 2 anni dall'accoglimento della opposizione all'archiviazione, parliamo di giugno 2023. Sicuramente tra le tante cose non possiamo dire che questa indagine sarà ricordata per la, diciamo, velocità, purtroppo è così, però l'importante è che non si perda altro tempo, soprattutto adesso che da un punto di vista tecnico-scientifico è certo che Lilli è stata coinvolta in una brutale aggressione e poi in un momento molto ravvicinato ha subito la soffocazione, come dice la dottoressa Cattaneo nella sua consulenza collegiale. I soldi è uno dei punti del GIP, il numero 17, perché? Perché ci sono delle dichiarazioni non tanto di Sergio ma di alcune persone che erano amici della coppia. Si tratta soprattutto di un ex poliziotto che ha dichiarato nelle sue sommarie informazioni, al tempo rilasciate alla polizia giudiziaria, che Sebastiano, prima che venisse ritrovato il corpo di Lilli, dopo la scomparsa ovviamente, aveva chiesto loro se gli conservassero 20.000 euro in contanti. Il Visintin questo aspetto lo ha negato, anche se poi in dichiarazioni pubbliche in più occasioni esistono le registrazioni, ha parlato non di 20.000 euro ma di altre cifre comunque importanti, e il GIP, accogliendo la nostra opposizione, ha chiesto alla Procura di Trieste di risentire queste persone e capire questo tipo di attività. Tengo presente che poi agli atti c'è anche una messaggistica che è intercorsa tra alcune persone e addirittura uno dei poliziotti che allora indagavano, dove si parlava dell'esistenza di questi soldi in contanti. Tengo infine, poi mi fermo, a dire che il conto corrente di Lilli, che è stato sempre tracciato, ci sono state indagini importanti anche di natura patrimoniale, è un conto corrente molto pulito. C'è questa piccola pensione che arrivava come ex dipendente della regione e non ci sono particolari movimenti che lasciano pensare a una sorta di scorta che Lilli potesse fare, perché i suoi movimenti sono molto regolari, sono sempre costanti e quindi passaggi particolari
particolari non ne sono stati trovati. Purtroppo che tra le parti ci sia una importante discordia è un fatto antico. Sergio aveva scritto in procura addirittura quando io ancora non ero avvocato della famiglia, e il fatto che ci sia stato la certificazione tecnica, scientifica di un omicidio evidentemente ha esacerbato ancora di più gli animi. Si tratta ovviamente di un uomo che ha abbondantemente superato i 60 anni, con la piena facoltà e capacità di intendere e di volere, che è stato reso edotto da parte nostra, sicuramente mia, ma di tutto il collegio difensivo, che ogni azione, ma soprattutto dichiarazione, può avere delle conseguenze. Lui comunque va dritto verso questa strada, chiedendo una verifica, mettendoci in mezzo anche lui, la sua famiglia, a 360 gradi. Questo è lo stato dell'arte. Noi come avvocati, in modo lucido, con la testa e il cuore, parliamo solo con gli atti, con il fascicolo, e quindi ad oggi non ci sono indagati, e per noi questo è sufficiente, ci fa andare verso una certa direzione. Però tra le parti purtroppo non corre buon sangue, e questo è un dato antico, oggettivo, che adesso con, ripeto, la certificazione dell'esistenza di un fatto grave, gravissimo, come quello dell'aggressione e poi della morte di Lilli, evidentemente gli animi diventano ancora più caldi. Probabilmente il coraggio e la coerenza probabilmente c'è stata già da tempo, dottoressa Bruzzone, quindi Hai fatto direttamente la denuncia di allora, a coraggio. questo punto. È già andato in procura. Ma no, quello che dobbiamo fare, io so consigliare molto bene. Sergio poi non ha bisogno né di querela, anche perché un procedimento lo dice apertamente. Lo dice un apertamente procedimento da per ormai 2 omicidio è già aperto, un procedimento per omicidio è già aperto, quindi non c'è bisogno di fare un'ulteriore denuncia. Quindi tutta la coerenza e il coraggio c'è stata già da tempo, perché altrimenti avremmo chiuso questa indagine per suicidio e veramente sarebbe stata proprio il cimitero della investigazione. Quello è un punto No, diverso. no, questo è un discorso che c'entra. Ma è dalle accuse precise dove ci sono degli atti precisi, ci sono delle accuse precise dove ci sono degli atti come mai non precisi. ci stanno indagati? Ci sono. E il filippino dell'Olgiata è stato indagato dopo 21 anni, quindi questo lo dovreste chiedere, alla procura. E infatti a me mi piacerebbe, anche quando si parla dei soldi, attenzione, i soldi non li tira fuori Sergio, ci sono delle dichiarazioni addirittura di un ex poliziotto che va direttamente in procura perché il signor Visentin non solo ha chiesto a lei e alla moglie, ripeto, un ex poliziotto che va a dire che il Visentin, poi se è vero o non è vero, questo lo stabilirà la procura, che il Visentin subito dopo la scomparsa della moglie e prima del ritrovamento del cadavere non solo chiede a questi signori, che erano amici, se avessero voluto conservargli questi soldi in contanti, 20.000 euro, questo è quello che dicono loro, ma in più gli consegna alcune chiavette dove dentro c'era una marea di immagini e di situazioni. Questi signori si sono poi confrontati tra di loro e spontaneamente hanno portato queste chiavette USB alla procura. Allora, ad oggi noi come persone offese abbiamo ricevuto soltanto un accertamento tecnico che si sta facendo sul telefono di Lilli, che è quello che già ne avevo parlato, che riguarda una incongruenza di orari tra il tabulato e invece il contenuto del telefono di Lilli. C'è questa incongruenza ad orari, cioè alcuni orari, alcune telefonate e attività che si trovano nel tabulato non vengono ritrovate nella giornata del 14 alla stessa ora sul dispositivo di Lilli. Questo noi stiamo partecipando con i nostri
con i nostri consulenti e consulenti. Ad oggi sappiamo che sono stati sequestrati il telefono di Visintin e il telefono di Sebastiano, che noi avevamo chiesto già nel 2022 di sequestrarli e la procura aveva dato parere negativo, e non abbiamo ricevuto delle altre attività che si dicevano, non ricordo chi lo diceva, che addirittura erano state già fatte e non avevano portato a nulla, ma in realtà non erano state assolutamente fatte, e quindi non posso confermare né smentire se ci sono state altre attività. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.